Sit-in di protesta dei sindacati giovedì 19 davanti alla prefettura contro la revisione della spesa pubblica. È un'altra manovra economica, dicono CGIL e CISL-UIL, che taglierà i servizi ai cittadini dei ceti medio-bassi. Utilizzare le risorse risparmiate per migliorare i servizi, per incentivare i lavoratori pubblici alla formazione, adeguare quelle che sono effettivamente le esigenze e le richieste da parte dei cittadini. Non dimentichiamo che esiste già il blocco del turnover dalle precedenti finanziarie, per cui c'è già stata un'inconsiderevole diminuzione del numero di dipendenti. È chiaro che continuando a ridurre vuol dire ridurre anche i servizi forniti al cittadino. Il pubblico impiego va riformato e riorganizzato, riconoscono i sindacati, magari proprio in funzione di recuperare tasse dall'evasione fiscale. Per farlo i dipendenti pubblici servono, altro che tagli. L'Agenzia delle Entrate, se l'evasione fiscale è 120 miliardi l'anno e qualsiasi parte politica denuncia questo come una vergogna, è evidente che lì devo andare a intensificare. Sono dipendenti pubblici impiegati delle agenzie delle entrate. Riduzione della spesa politica, prima di tutto. Diminuire le tasse, perché così si rilancia l'economia, perché se uno non ha soldi da spendere e non arriva a fine mese l'economia non verrà mai rilanciata. Un aspetto questo sostenuto oggi in un convegno degli artigiani del Veneto intitolato Ripartire dalle piccole imprese. Gli artigiani chiedono, come ha fatto il presidente di Confindustria Padova Massimo Pavin, di ridurre la tassazione, magari proprio grazie ai risparmi dello Stato. Io sono d'accordissimo, perché se non riusciamo anche a implementare la domanda interna, per cui dando più soldi da spendere ai nostri dipendenti e dando più possibilità a chi investe di avere l'abbattimento delle tasse, qua non ne usciamo.